Eccoci, lunedì post weekend calcistico ci dà sempre delle chicche, delle cose su cui andare ad argomentare. Vorremmo parlare di calcio bello e giocato, però ci sono sempre i veleni, ci sono sempre le polemiche, un po' fa parte del gioco, forse anche un po' troppo, no? E quindi quello che è successo ieri a San Siro ha creato comunque un po' di problemi a livello da una parte della tifoseria ovviamente interista, dall'altra parte invece ovviamente un godimento. Ci sono delle squadre che continuano a non fare benissimo, delle squadre che stanno ritornando, rinvenendo alla grande. C'è stato un bellissimo, perlomeno un po' complicato, no? Magari non bellissimo forse dal punto di vista dello spettacolo, derby romano, e comunque insomma c'è tanta carne al fuoco. Oggi parleremo con un giornalista corrispondente che vive in Spagna e che ci dà anche un punto di vista decentrato, anche se lui poi è molto addentro alle questioni ovviamente del calcio nazionale, però a livello internazionale ha ovviamente molto da riportare e da dire, specie poi quello spagnolo. Ne parleremo anche alla luce ovviamente delle prossimi impegni che ormai saranno attorno alle prime settimane di aprile, che riguardano ovviamente le tre competizioni internazionali. Ricordo che Calcio che fa è in streaming sulle pagine Facebook, in principal modo quella di silvermusicradio.it, la nostra radio con cui collaboriamo già ormai da un bel po' di anni, e poi dall'altra parte invece il nostro punto di riferimento di beneficenza, un piccolo sguardo in questa direzione con Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick. Il sito di riferimento è www.per-emma.it. Unisciti alla campagna appunto se vuoi in qualche modo contribuire. Bando alle ciance, introduco subito il giornalista direttamente da Madrid, Carlo Bianchi. Eccolo, ciao. Eccoci qua. Buon pomeriggio, buenas tardes. Come buonasera, sei a Madrid, no? Sei a Madrid. Evidentemente, sì. Ecco, ma lì dietro ci sono un po' di foto con Pirri, Amanzio. Ma di tutto e di più. Frutto dei contatti avuti. Una volta si avevano più contatti rispetto adesso, voi lo sapete benissimo, insomma. I rapporti un po' più difficile adesso stabilire e intessere rapporti con dirigenti e giocatori. Però anche perché poi sta diventando tutto più complicato, più inaccessibile, non puoi avere, insomma, anche perché poi una parola detta male sappiamo cosa vuol dire. Insomma, Carlo Bianchi, collaborazione con Notizie Piemonte, giusto, Derby d'Italia, questo format a livello di streaming, Facebook, sul web, e poi tante altre collaborazioni, quindi bene. Senti, allora ho già accennato nel preambolo appunto iniziale quello che è un po' successo ieri, no? Ci siamo anche un po' stancati sinceramente di vedere questi episodi e poi vedere queste contraddizioni, no? Io ogni tanto tiro fuori queste immagini, la vado a recuperare, vediamo, eccola qua. La vedi? Il VAR è una ghigliottina che sta tagliando il calcio, sta tagliando la testa al calcio. Dal mio punto di vista è un po' così, perché certe volte viene data troppa possibilità all'arbitro di decidere, in altre volte taglia direttamente ed esegue, diciamo, quasi una sorta di ordine dall'alto. Poi in realtà ci sono delle regole ben precise. Ieri hanno detto che non c'erano delle immagini, però mi sembra che i vari tocchi di mano, uno era involontario, però comunque in qualche modo diciamo favorito da un certo tipo di intervento, questa palla altissima che cade dallo Zenit direttamente su Rabiot, viene ammortizzato, anche leggermente sfiorato, e poi dopo va a rimbalzare su Vlahovic che fa sponda, e poi dopo Vlahovic comunque ha quell'occasione di aggiustarsi il pallone con la mano. Non è possibile, se non nel primo caso, che magari dicono che non ci sono le immagini certe, non vedere quello su Vlahovic successivamente. Sì, effettivamente, cioè il primo, almeno la giustificazione dei cosiddetti varisti, se non ci sono immagini certe non si può prendere una decisione. L'immagine più certa ce l'aveva secondo me l'arbitro, perché era lì proprio davanti sul presunto fallo di Rabiot. Poi c'è stato subito quel rimpallo su Vlahovic,
che evidentemente sì, ha le mani attaccate al corpo, però cambia la direzione del pallone e permette a Rabiot di riprendere la palla, di rilanciarla verso Vlahovic e Vlahovic poi, prima di darla a Kostic, l'aggiusta, se l'aggiusta mezzo petto, mezzo braccio, si vede anche che la manica viene toccata dal pallone. Se guardate bene il video, la manica di destra della maglietta viene toccata dal pallone, per cui forse è più fallo di mano rispetto al primo, per cui insomma è un tipico aggiustamento, perché si sa che la palla in qualche modo portata tra petto e leggermente sfiorata anche col braccio consente un controllo del pallone, perché dopo la palla arriva ai piedi, tu appoggi con maggiore facilità, soprattutto in millesimi di secondo, che possono essere importanti per una squadra difendente che deve recuperare. E quindi vabbè, poi parte da lì e viene fuori ovviamente una sconfitta, e quindi per ciò che riguarda l'Inter, parliamo dell'Inter, un drammone che va avanti nel tempo. Adesso, senza entrare nelle pieghe ovviamente che riguardano il modo di giocare dell'Inter di quest'ultimo periodo, dove mi sembra di capire che Inzaghi sta cercando di far fare minutaggio a quelli, cerca di far entrare un po' tutto l'organico a un certo livello per il rush finale. Sei d'accordo sotto questo aspetto, visto che ci sono anche gli impegni di Champions League e di Coppa Italia, poi anche le ultime 11 partite che sono complicate? Ma il problema del minutaggio poteva pensarci prima, diciamo, perché il discorso di Bellanova, io addirittura pensavo che Bellanova a San Siro non potesse più giocare dopo la prestazione e i fischi contro l'Empoli. Ha dimostrato in quel quarto d'ora che è rimasto in campo assolutamente di essere più incisivo di Dumfries, perché almeno una bella discesa sulla destra l'ha fatta, un bel cross l'ha fatto, è un ragazzo giovane. Mi sembra strano che né lui né Aslani abbiano avuto i minuti che si meritassero. Io continuo a pensare che Dumfries più in là di tanto non può fare. Dumfries è questo e questo sarà. Per cui bisogna pensare Brozovic è poi andato non in crescendo ma in diminuendo. Addirittura si è fatto soffiare il posto da Cialanoglu, diciamo Mkhitaryan. Ha giocato ieri sera, sì, ha giocato ieri sera, però secondo me Dumfries e Brozovic sono i due predicati in predicato di lasciare l'Inter, anche per fare cassa. Sì, anche per fare cassa. Io vedo che anche un po' di scolpa ieri Dumfries, io difendo sempre tutti i giocatori, anche l'allenatore, sempre, comunque quasi sempre. Ieri però Dumfries, al di là della topica che ha preso a livello del gol, perché non puoi retrocedere sulla linea di porta a momenti, devi andare a opporre resistenza a uno che ti tira da fuori area, non ha mai tentato un affondo. Barella gli ha dato tanti palloni sulla destra per dire vai, scarta, o perlomeno tenta una giocata, e invece lui un po' paurosamente ha fatto finta e poi è rientrato, appoggiava Barella, che Barella ovviamente ne aveva due, riappoggiava a Darmiano e ai difensori, quindi praticamente tutte queste iniziative venivano smorzate sul nascere, quindi vuol dire essere bloccati sul binario di destra. D'altronde non c'erano molte alternative al di là di Bellanova, perché Darmian sostituiva anche un centrale, no? Un difensore dei tre, quindi, perché ce n'erano due fuori, quindi non è stata una cosa facilissima da questo punto. Non è che per caso, anche al di là del professionismo che abbiamo visto per esempio in casi dall'altra sponta come Donnarumma, che sì, anche Cialanoglu stesso, giocatori, e anche Perisic l'anno scorso, questa sirena del fatto che sai, per essere venduto, sai che devi essere venduto, non è che giochi molto a favore del giocatore, e che quindi magari se non sei più che forte mentalmente qualcosa vai a perdere. Ma sì, probabilmente. Il problema è che effettivamente l'Inter non ha assolutamente uomini, giocatori che saltano l'uomo. Guardiamo solo il Napoli col Torino, che ho visto tutta la partita per Notizie Piemonte, hanno 4 o 5 giocatori che saltano l'uomo, addirittura anche Anghissà e il coreano sono capaci di saltare l'uomo, per non parlare di Osimhen, Kvara, Lozano, Politano e compagnia cantante. L'Inter non ha un giocatore che soprattutto che tira da fuori è solo o Cialanoglu o Mkhitaryan e forse anche Barella.
però non ha un giocatore che salta l'uomo. Se tu non salti l'uomo ti guadagni anche poche punizioni dal limite. Infatti l'Inter è una delle squadre negli ultimi 2 o 3 anni che hanno avuto meno punizioni dal limite e soprattutto meno gol fatti su calcio di punizione. Se poi guardiamo anche il discorso di Dumfries, non è tutta colpa sua, perché se avesse preso un gol così Andanovic, secondo me, non so le critiche, perché lì Onana ha una parte di colpa, perché si è nascosto dentro Dumfries anziché curare il palo di sinistra. Però sì, non è facilissimo questo discorso, è stato tutto anche abbastanza veloce, appunto perché era viziato da quel fallo iniziale, quindi tutta la difesa ha avuto un ritardo, no? Nel cercare di chiudersi, no? Certe volte però mi domando che forse questa è una delle accuse che in qualche modo rivolgo ad Inzaghi, no? Io lo difendo, però alcune cose dovrebbe migliorare. Una di queste è quella di tentare di imporre un gioco che dopo diventa abbastanza lento, perché tu mi dicevi i giocatori del Napoli saltano l'uomo, sì, ma il ritmo del Napoli è altissimo, no? E quindi se l'Inter sa giocare con un ritmo più alto, non dico che salti l'uomo, però la palla viaggia con più velocità, no? Ovviamente. Invece se sei compassato è così. Quindi non vorrei che però questa gestione del pallone, per esempio l'anno scorso, prima il problema dei 7 punti nelle 7 partite con Dzeko e Lautaro che non segnavano più, anche quest'anno c'è stato un po' un momento di involuzione per Lautaro e anche per Dzeko. L'anno scorso però Dzeko gestiva la palla e anche quest'anno, no? Quindi un gioco un po' corale, un giocatore che lì davanti sa stare. Da quando è arrivato Lukaku, che è abituato invece al gioco di Conte, di strappi, lì davanti Lukaku secondo me non ha la leggerezza per muoversi nel migliore dei modi, e anche Lautaro sta perdendo quell'incisività, quindi probabilmente è anche una questione proprio di uomini messi in quella posizione del campo, quindi sposta la squadra leggermente indietro, dai un po' di spazio anche a Lukaku se vuoi che vada nello spazio. Ma sai che lui è talebano, mi ricorda Giampaolo, che ai tempi del Milan disse che scusa, lui ho avuto un attacco al fegato, scusami, il maestro. è talebano, Il maestro. sì, talebano, proprio, cioè lui poi cambi sappiamo come li fa, figurina per figurina, ammonito per non ammonito, e il modulo è sempre quello, sempre il 3-5-2, e da lì non ci si muove, non spariglia mai il gioco. Anche una squadra avversaria per preparare la partita contro l'Inter ce l'ha facile, perché insomma sa già in che modo si gioca. Se non gioca Di Marco, appunto, gioca Gosens, se non gioca Dumfries, gioca Darmian. Però questo capitava anche un po' con Conte, no? Cambiava insieme i due esterni contemporaneamente, scompaginava, però ragazzi sulle fasce avevamo anche due belve come Hakimi e Perisic che giocava molto bene, e al centro soprattutto erano un po' più arretrati per andare nello spazio, quindi la difesa avversaria aveva Perisic da una parte, Hakimi dall'altra, in più aveva Lautaro e Lukaku al centro da marcare, quindi è questa la differenza, no? Che quindi siamo un po' troppo in avanti forse da questo punto di vista. Vabbè, insomma, quindi questo è un discorso di posizione in campo. Un'altra diciamo accusa, chiamiamola così, insomma velata, è quella anche di andare come si dice, a non cambiare un po' l'aspetto della partita, no? Il Napoli vedo che ha degli schemini studiati, non sono casuali, non è, cioè Lozano prende la palla, prende e va. Permette gli inserimenti da destra, Kvaratskhelia stessa cosa dall'altra parte, si invertono con Osimhen rincula, insomma ci sono tantissime giocate che sono state ben studiate. Io vorrei che per esempio Inzaghi facesse questo, oppure stando così alti in qualche modo blocchi queste iniziative. Sì, è tutto un discorso del cane che si morde la coda. Che dire di Correa? Cioè, avete visto l'entrata di Correa, ma solo la faccia che lui ha quando entra è una faccia, non lo so, cioè Correa non so quanti ha toccato qualche pallone, vabbè che è entrato a 10 minuti dalla fine e così via, però impalpabile, assolutamente. Dzeko ormai se gioca in quel modo poco può fare, in campionato non segna dalla partita col Napoli,
e il centrocampo della Juve ha sovrastato assolutamente quello dell'Inter, per cui va bene il fallo di mano e tutto quanto, però secondo me anche se la Juve non avesse segnato, più in là dello 0-0 non si andava, anche perché loro un paio, due o tre occasioni nel secondo tempo su un 3 contro 2, che poi vabbè, se poi Allegri dice che loro non si lamentano mai, vabbè, insomma, anche Allegri, vabbè, insomma. Vabbè. Senti, hai detto prima che appunto ci conoscono fin troppo bene, tant'è vero che basta un Bologna, uno Spezia a crearci difficoltà, no? Perché continui a giocare nello stesso modo. Pensi che possa cambiare in qualche cosa, oppure solo per una questione magari solo di entrata in forma, un po' di tutto l'organico, un po' più di brillantezza, oppure sperare in una sorta, diciamo, di deriva concentrata e positiva del singolo giocatore nella partita col Benfica, perché il Benfica, se continua a vedere l'Inter che gioca in questo modo qua, sa già come affrontarci, no? Ovviamente non c'è niente di nascosto, quindi deve cambiare qualcosa, insomma. Ma io consiglierei a Inzaghi di andarsi a vedere le partite che ha giocato il Benfica con lo Sporting Braga, perché con lo Sporting Braga sono stati eliminati nella Taça de Portugal e soprattutto hanno preso 3 gol prima di Natale in campionato, l'unica sconfitta del Benfica nel campionato portoghese. Per cui vatti a studiare, vediti le cassette giorno e notte, come ha giocato lo Sporting Braga, parla magari anche un attimino con la Fiorentina e con Italiano, come hanno sconfitto lo Sporting Braga là, fai una miscela di tutto e prendine atto. La vedo dura che lui cambi, assolutamente. Lui continuerà, adesso poi se recupera Skriniar, Bastoni secondo me lo recupera molto, molto più avanti, Gosens ce n'avrà ancora per una decina di giorni, forse dopo la sosta potrà arrivare. Ma anche lì davanti siamo deficitari, perché io Correa non lo considero No. neanche. Poi sono sempre quei tre. E poi c'è questo Bellanova che se tu non lo fai giocare, sì, lo vedi in allenamento, ma come lo fai a riscattare dal Cagliari? Aslani l'hai comprato, per cui Aslani te lo tieni. E poi c'è il discorso della difesa, perché poi la difesa sarà anche lì da ricostruire. La vedo molto difficile. Il Benfica gioca, il Benfica non è l'Oporto. Certo, no, infatti è un'altra squadra. Senti, nella migliore delle ipotesi, il passaggio del turno, tocchiamo tutto, ferro, eccetera, eccetera. Nel caso, chi è che preferiresti incontrare nella semifinale, che è tutta italiana in quel caso? Un Napoli di cui conosciamo, che è già stato battuto da noi, però in un momento un po' particolare, o il Milan che continuiamo a incontrare dopo la Supercoppa, il campionato, e quindi che però ricorda anche un po' delle semifinali che non sono state positive per l'Inter. Ma non c'è scelta, perché il Napoli passerà sicuramente, per cui se tu ti qualifichi vai avanti col Napoli e lì sarà dura, e lì sarà molto dura. Io pensavo una finale Napoli-Benfica, però sono nella stessa parte del tabellone, Certo. Per cui io il Napoli lo vedo molto 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 bene, perché se non va in finale quest'anno... Sì, scusa, prego. Vai, se non va in finale quest'anno, anche Jürgen Klopp, con il quale ho parlato dopo la partita con Real Madrid, la pensa allo stesso modo. Ha visto un grandissimo Napoli, per cui niente, il Napoli potrebbe, forse Napoli-Manchester City, probabilmente. Ecco, senti una cosa, questa è tu dici appunto Napoli e Manchester City, quindi sì, batte il Bayern, però il Bayern è sempre una squadra tosta, no? Ovviamente da incontrare. Il Real Madrid col Chelsea. Il Chelsea ha dato qualche piccolo segno di risveglio, però non c'è partita. Viaggia a metà, non c'è partita con Real. Niente. No, non c'è partita, no. Anche se loro poi giocano in casa la prima partita rispetto a come sono abituati a giocare in casa la seconda, però l'altro anno avete visto il Chelsea che fine ha fatto nel quarto di finale, e poi anche l'anno prima hanno incontrato il Chelsea di Tuchel. Secondo me non c'è partita perché li ho visti con Liverpool e hanno fatto lo stretto indispensabile dopo essere andati a vincere ad Anfield, per cui sì. Real Madrid è sicuramente in semifinale.
E ecco, poi quindi... sì, lì sarà dura perché poi incontrerà o il City o il Bayern. Io vedo il City questa volta, perché il City questa volta in semifinale non si farà uccellare, fra virgolette, come è successo l'anno scorso. Per cui... poi c'è la Belva lì davanti, Haaland. Poi c'è quella Belva lì davanti. E secondo me Napoli-Manchester City, la finale all'Ataturk di Che meraviglia. Che beh, insomma, dai, finalmente anche per il calcio italiano recuperare un po' questa situazione. E se lo merita Spalletti. Se lo merita tanto anche Spalletti, esatto. Certo. No, un po' tutta la... Se lo meritano i napoletani che, vabbè, purtroppo ogni tanto creano dei problemi alla propria società anche quando la società sta andando bene. Se lo merita De Laurentiis con la sua visione oculata, anche se certe volte è un po' troppo padre padrone. Se lo meritano ovviamente anche Giuntoli e tutto lo staff che è riuscito a recuperare determinati giocatori. Spalletti in primis. Andiamo a vedere quindi una situazione invece riguardante l'altra coppa, dove abbiamo il Siviglia che gioca dopo il 10° posto, adesso non mi ricordo più com'è in classifica, e incontra il Manchester United. Qui vediamo un Siviglia che di vecchia memoria, che ne ha vinte quante? 2 o 3, non mi ricordo più. Quante ne ha vinte? 6. Ah, 6, sono rimasto poco aggiornato, ecco, quindi potrebbe essere il suo territorio ancora, oppure no? Sì, però quest'anno il Sevilla deve badare al campionato. Sicuramente devono fare una scelta, perché non possono andare. Sevilla e Valencia stanno rischiando grosso nella Liga, per cui secondo me non ci sarà partita col Manchester United. Le altre sono abbastanza equilibrate. Feyenoord-Roma, si ripete la finale della Conference dell'anno scorso. Sì. Juventus Sporting, lo Sporting ha eliminato l'Arsenal pur ai rigori, e Leverkusen Union Saint-Gilloise, diciamo che è la rivelazione. Io vedo molto squilibrato lo United Siviglia, le altre le vedo abbastanza equilibrate. Ho capito. Insomma, Feyenoord-Roma, anche questo, ripetere sempre le stesse partite non è facilissimo, perché quando cominci a conoscere troppo l'avversario è difficile magari replicare. Speriamo comunque anche per le squadre italiane. Andiamo a vedere allora a questo punto qua anche la Conference League, parliamo di calcio internazionale, anche in questo caso abbiamo una Fiorentina con il Lech Poznan. Qua abbiamo tutte squadre, forse la Z Alkmaar bisogna fare un po' di attenzione, il Basilea è una squadra comunque titolata, come anche l'Anderlecht. West Ham mi sembra a metà classifica, credo, nel campionato, quindi insomma è sempre partite difficili, ricorda un po' in qualche modo la vecchia Coppa UEFA, no? Partite dove incontravi... Sì, però la Fiorentina è messa bene, perché insomma ha fatto un bel percorso fin qui, quindi dovrebbe aver ragione dei polacchi. Con l'FC Basel e il Nice, io direi il Nizza, sicuramente, anche perché è una squadra che sta facendo bene in campionato. La Z ha eliminato la Lazio, anche se l'Anderlecht ha eliminato il Villarreal, e il West Ham United non dovrebbe avere problemi con il Gant. Sì. Senti, prima parlavi del Real Madrid che appunto punta ovviamente alla Champions, visto che appunto è esattamente a quanti punti? 12 punti dal Barcellona, durissima, anche qui c'è stato veramente... ti domando, come mai il Barcellona è andato fuori dal gironcino, però sta dilagando in campionato, e il Real non ha centrato di solito era sempre uno scontro fino alla fine tra le due squadre, e invece sta andando molto bene in Champions? Ma secondo me hanno avuto una ripercussione negativa dal fatto che sono stati eliminati. Loro non sono abituati a essere eliminati nei gironi della Champions, per cui almeno agli ottavi e quarti arrivano sempre, se non alle semifinali e così via. Per cui l'hanno presa anche sotto gamba la Europa League, anche se gli è capitato il Manchester United, per cui sono stati eliminati dagli inglesi. E sul campionato hanno avuto questo beneplacito della Liga per poter fare mercato negli ultimi giorni, prendendo Lewandowski e addirittura Laporta mettendo dei soldi suoi per poter pagare gli stipendi a un paio di giocatori.
è un qualcosa che la Lega gliel'ha permesso, perché poi hanno venduto anche degli asset importanti, come tutta la parte marketing, tutta la parte audiovisuale e così via. Una cosa che non succederà il prossimo anno. Se voi pensate che erano sotto di superavit il Barcellona, la massa salariale, come qui si parla, e il Real Madrid, che aveva una massa salariale di quasi 800 milioni di euro, per comprare Tchouaméni hanno venduto Casimiro. Per cui Real Madrid una gestione oculatissima, anche riconosciuta da parte della Lega, e quella del Barcellona, sapete, la gestione dopo la vendita di Neymar al Paris per 222 milioni di euro, cos'è stata fra Dembélé, Coutinho, cosa hanno speso, hanno buttato via veramente un patrimonio. Poi vabbè, sono sempre al limite, incassano ma spendono troppo e quindi alla fine... Ma cos'è gli inglesi uguale, perché se tu Sì, sì, calcoli sì. che la Premier fattura il doppio, un po' più Cioè. quasi il doppio della Liga spagnola, e nell'ultimo calciomercato hanno speso 20 volte di più, non pensate che siano tutte rose e fiori quello che sta succedendo Però nella Premiership? volevo dire una cosa, non è che perché vedo dei segnali riguardanti il Manchester City, dei segnali riguardanti il Barcellona, dei segnali riguardanti la Juventus, sembra quasi che ci sia una sorta di collegamento da parte dell'organo in alto in qualche modo, no? Stiamo parlando di fantapolitica calcistica, però il fatto di essere, diciamo, un po' le squadre discole che in qualche modo cercano di andarsene via nella Superlega vengono in qualche modo intimidite da situazioni che poi indubbiamente esistono, perché la storia per esempio che riguarda appunto come si chiama, il capo degli arbitri, che era stato quindi per non so quanti anni pagato in qualche modo Sì, da Negreira, il caso Negreira. Negreira, esatto. Sì, sì. Quindi dall'altra parte il City che non rispetta determinate regole economiche e finanziarie, la Juventus invece in Italia, da un punto di vista invece di plusvalenze e altro che sta venendo fuori. Io credo che questa situazione sia un segnale ben preciso che ogni tanto viene anche fatto magari anche fintamente, e poi ritorna tutto allo stesso modo, perché non puoi far implodere delle squadre così importanti all'interno di un campionato. E in fin dei conti questo è anche, diciamo, la possibilità che hanno queste squadre di azzardare troppo. Dico, tanto a noi la Juventus dice mica potrà essere mai radiata, per dire, il Barcellona potrà mai essere radiato perché aveva il collegamento con il capo degli arbitri dismesso, eccetera eccetera. Io credo che questo sia un po' una cosa a loro favore, che giocano però fino a un certo punto ti mandano dei segnali e quindi credo che Ma sai, non c'è bisogno di mandare dei segnali, perché il Real Madrid, per esempio, quando hanno deciso di rifare lo stadio, spendendo 600 milioni, che sono diventati 800 con l'aiuto delle banche, loro hanno fatto una previsione a 20 anni, per cui dicevano, il Real Madrid non fa mercato perché deve fare lo stadio. Ma io parlando con loro effettivamente mi hanno detto, ma fammi capire, se noi spendiamo 800 milioni per lo stadio, che sono 600 più 200 milioni di oneri bancari, in 20 anni sono 40 milioni. Ma certo. secondo te per 40 milioni il Real Madrid non fa mercato, quando gli stiamo dando da 10 anni a questa parte 17 milioni e mezzo netti a Gareth Bale? Sì, appunto. Bisogna Tutto cercare dire. di... certo, Tutto bisogna dire. cercare anche di ridimensionare, e poi comunque in ogni caso c'è anche un discorso proprio di programmazione, no? Quindi un minimo, poi comunque dietro hanno il sostegno delle banche, quindi hanno il credito delle banche, da parte delle banche ovviamente Certo. ci gioca anche un po', insomma, e poi comunque torno a ripetere, dal punto di vista diciamo sportivo non possono scomparire queste società, anche se la fanno un po' grossa. Senti, sembra quasi, andiamo a vedere un attimo la classifica.
Qua abbiamo il Napoli a 71, la Lazio a 52, l'Inter a 50, il Milan a 48, la Roma a 47 e l'Atalanta a 45, che ha ancora delle velleità a sentire appunto giustamente Gasperini nelle ultime 11 partite per giocarsela. Poi abbiamo una Juventus che ha 41, che sarebbe a 56 se vengono ridati indietro il punteggio, però i 56 vogliono dire esattamente 15 punti dal Napoli. Io capisco anche che sta facendo bene la Juventus, ma c'è la percezione che quasi la Juventus abbia vinto il campionato e l'Inter abbia perso il campionato e che abbia delle colpe pazzesche. Possiamo anche dire che il Napoli sta sistemando tutti e che tutti sono allo stesso livello, perché sono nell'arco tendenzialmente di 52 fino a 45, sono 7 punti. Mettiamo la Juventus che rientra, insomma mi sembra abbastanza evidente che il Napoli, ammazzando il campionato, ha rimandato al mittente appunto quelle velleità che sono invece naufragate delle varie squadre. Ma sai che dalle parti di Torino, dalle parti di Venaria, come si suol dire, loro hanno dei problemi con i numeri, per cui i 36 scudetti diventano 38 e i 41 punti diventano 56, per cui loro hanno poi un calcolo matematico di un certo tipo. D'altronde sul campo sono 56 punti, però in classifica sono 41, fino al 19 di aprile non si saprà, però è giusto anche che ne venga fuori questa sentenza, perché poi le altre devono fare anche i propri calcoli, ma se tu continui a perdere i calcoli non li devi fare, devi vincere le partite e poi vedere quello che succede, altrimenti certo. Se ridanno questa, a parte che non gli ridarebbero i punti, ma andrebbero tutto rivisto ancora al collegio di garanzia del CONI e di quant'altro non finisce più, insomma, perché mi sembra che la sentenza non entri nel merito. Però, insomma, loro considerano già i 15 punti che loro si considerano secondi in classifica. Vabbè, che si considerano secondi in classifica. Sul campo hanno ragione, però in realtà sono a 7 punti dalla zona Champions. Però hanno recuperato, evidentemente, ma anche grazie a Lazio, Roma, Milan, Atalanta e Inter che hanno lasciato punti per strada. Ecco, a me ricorda, l'ho già detto in altre volte, che questo campionato, al di là del merito del Napoli, che è innegabile perché vai a fare anche, a furoreggiare anche in Europa, mi ricorda l'anno dell'Leicester, allenato appunto da Ranieri, dove tutte le squadre avevano, le squadre più importanti, City, United, Chelsea, Arsenal, avevano allenatori che erano a fine corsa e quindi anche un po' tutto il progetto sportivo delle 4-5 squadre più importanti si stava affievolendo. Dall'altra parte la novità dell'Ester, ben allenato, con dei giocatori veramente performanti. Credo che siamo arrivati forse in una situazione in cui, lasciando perdere appunto il grande campionato, e l'anno prossimo il Napoli non sarà il Leicester di quel periodo lì, ma le squadre che sono dietro, queste 4-5 squadre, chi è che in qualche modo è un po' più avvantaggiata? Perché se stai ad analizzare un po' tutte nella ricostruzione, a me pare che non ce ne sia una. forse la Juve, perché su questo impianto di base, anche se è brutta magari da vedere, però incominci a mettere, non so, qualcuno forte a destra aspettando Chiesa o un centrocampista di qualità, magari un difensore da sostituire Gatti, non so, per dire. Ma loro sono sempre molto determinati, questo bisogna dare atto alla Juventus, che entrano sempre in campo molto, molto determinati. Poi quando giocano contro l'Inter ancora di più. L'Inter molto meno, non solo nelle partite quelle che contano meno, perché poi i punti sono stati persi con le squadre piccole, ma tu vai a Bologna dopo quello che è successo l'anno scorso, devi andare in campo e sbranare certo. i felsinei. Non puoi andare alla Spezia a giocare in quel modo, giocare in casa con l'Empoli. Ma in chiave appunto di ricostruzione, chi è un po' più avanti? La Lazio forse, ma non credo, perché la Lazio è più avanti a livello di gioco,
ma i giocatori bene o male, tolti 2 o 3, sono sempre più o meno quelli che aveva Inzaghi. Il gioco però è più sarriano. Il Milan non sta più capendo niente, perché adesso sembra quasi che voglia ritornare indietro al vecchio modulo, con un grosso problema in attacco perché non segnano assolutamente. L'Inter avrà dei contratti che vanno a finire e ci sarà da risolvere la questione Lukaku, e dall'altra parte abbiamo una Roma che è sempre lì un po' faraginosa, con un progetto che in qualche modo va avanti con Mourinho, ma Mourinho non ama molto, diciamo, dover sfangare con pochi giocatori di qualità, ecco. Io vedo bene la Roma perché questi americani non sono Pallotta, sono Sì, molto più determinati di Pallotta, che poi lui voleva solo realizzare. Una volta che ha visto che a Tor di Valle non si faceva lo stadio, lo ha detto stadio. saluti e baci, qui vi lascio. Questi sono un attimino molto più determinati, anche perché hanno preso Tiago Pinto, del quale io ho una grandissima stima, un bravissimo direttore generale, più che direttore sportivo, e la Roma la vedo molto bene. Non so se rimarrà Mourinho. Io Certo. ho sentore che Mourinho volesse ritornare all'Inter. Ci sono stati degli abboccamenti, però lui ha una remora sul fatto di ritornare in una squadra, memore di cosa è successo al Chelsea, e lui si vorrebbe portare Rui Patricio, Smalling e Abram se venisse all'Inter. Certo che la Roma, Tiago Pinto, oltre a perdere Mourinho, se perde anche questi 3 giocatori, sarebbe il colmo. Però più che Conte, però c'è questo discorso, cioè, le minestre riscaldate sia Esatto, da una parte che dall'altra hanno funzionato molto poco, anche direi. Allegri stesso non è che abbia No, funzionato, però Allegri, Trapattoni, ci sono degli esempi. sì, 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 però diciamo che Allegri anche in questo caso, ieri c'erano 2 giocatori in campo dell'Under 23, insomma della squadra B della Juventus, anche in panchina c'erano anche 2 o 3, insomma alla fine lui, non avendo Pogba, non avendo Chiesa, non avendo Di Maria Però è all'inizio della stato stagione, costretto, eh? Se lui è avesse stato un avuto po', Di o fai Maria, così o fai Pogba e così. Chiesa, questi la prima squadra non la vedevano, eh? Né Fagioli, né No, però Miretti, gli è andata né... bene allora, però vuol dire che Gli è c'erano dei andata giocatori, bene, gli è andata gli è andata bene. bene, però Poi alla loro fine continuano a dire che sono gli unici ad avere la squadra della Green Generation, la seconda squadra, mentre altre non ce l'hanno e così via. Vabbè, beh, poi loro non si lamentano mai. beh, è anche vero che hanno avuto un inizio veramente traumatico con Pogba, che li ha veramente tirati scemi, no, nei primi mesi. Minestre riscaldate. Mi resa riscaldata anche in questo caso. E poi comunque, se andiamo a vedere per esempio i gol, diciamo, tendenzialmente sono saliti, no? Un po', quindi hanno cominciato a segnare, però la base è quella dei 22 subiti, che ce ne sono già 5 del Napoli, presi col Napoli, quindi sarebbero diciamo a 17, quindi ci si rende conto che chi segna, sì, è importante segnare, ma soprattutto non prenderne ovviamente troppi. L'Inter per esempio paga pegno da questo punto di vista, anche se è migliorato. Vediamo una Lazio sarriana con 19 gol subiti, e non parliamo del Napoli che ne ha solo 16 in 27 partite, quindi vai avanti se incominci a non prendere gol, poi il golletto prima o poi magari vai anche a farlo, ecco, da questo punto di vista. Dunque di Rabione abbiamo già parlato, andiamo a vedere un attimo le immagini, così tanto perché continuiamo, l'abbiamo già inserita, insomma, per far del male ai tifosi interisti, e insomma questo è diciamo l'episodio che ha segnato la partita di ieri. Adesso parlando Che poi tutti si sono concentrati su questo su questo e e non noi abbiamo sull'altro, detto che poi c'è abbiamo stato detto il là proseguo dell'azione. dell'altro. Senti, il discorso invece che cos'è che volevo dire? Della Coppa Italia, no? Perché adesso comunque Sì, c'è l'andata e ritorno della Coppa Italia, no? Quindi rincontrarsi ancora a così breve distanza, vabbè che la Coppa Italia è un po' più garibaldina, giocano più a viso aperto, no? Rispetto al campionato. Come vedi questa situazione? Perché ieri l'Inter ha giocato veramente sotto ritmo, non è poi questa squadra che gioca così tanto sotto ritmo. sì, sì.
Sì, forse speriamo che trovino le motivazioni giuste, soprattutto perché la Coppa di Simone Inzaghi, vediamo se dimostra di esserci anche quest'anno. L'altro anno è andata bene, però insomma, sempre con la Juve, anche dalla partita d'andata abbiamo visto, si potevano segnare 2 o 3 gol nel primo tempo e poi ne hai presi due. Per cui con la Juve escono sempre molto più motivati dell'Inter, una cosa stranissima, perché poi in queste partite non ci sarebbe bisogno dell'allenatore per motivare i giocatori, però ho paura Certo. effettivamente che alcuni sentano che mancano pochi mesi e probabilmente anche la dirigenza ha parlato con i loro procuratori, soprattutto con quello di Brozovic, perché evidentemente la dirigenza deve dire al procuratore, insomma, qui mancano 3 mesi, cercatevi una squadra perché noi vogliamo realizzare con voi. È normale che faccia così affinché non succeda quello che è successo con il discorso Skriniar. Allora, mi ero perso un paio di commenti. Sì. Fabio Arturo Vellutini, Real ha il DNA da Champions, questo è per quello quando stavamo parlando precedentemente con Ancelotti, arriva in fondo anche quest'anno secondo lui. Ecco, ti faccio una domanda, Inzaghi sembra quasi che in qualche modo sposti un po' troppo, penso, tutta la squadra, la società, lui stesso in primis, anche per avere più credito ancora, no? In questo finale di stagione sul proseguimento in Champions. Secondo te questa cosa qua, diciamo un po' quasi da un spartiacque in senso positivo e negativo, non è un po' troppo eccessivo? Sì, Per ciò che riguarda, stucchevole, io direi che è stucchevole perché il Real ormai Madrid sta come si facendo presenta. questo. Sì. No, è stucchevole perché sai che io ero a Porto e poi a una domanda del collega, lui non dico che è sbottato, perché lui non sbotta mai, non è uno Spalletti, Certo. però ha detto che per la famiglia, perché altrimenti l'educazione, l'eleganza vengono interpretate in un altro modo, parlerò a tempo debito, lo devo alla mia famiglia e tutto quanto, e ha ribadito sempre il solito refrain dei 3 titoli vinti, che l'Inter dal 2010 non vinceva nulla, anzi dal 2011 la Coppa Italia con Leonardo, che la dirigenza ha chiesto a lui di arrivare ai quarti, però io quando c'è stata la partita Inter-Napoli feci una bella domanda a Spalletti nel dopo partita chiedendo ma scusa i dirigenti secondo te, i presidenti sono più contenti che tu arrivi quarto in Champions League oppure che vinci un titolo nazionale? Lui ha detto no, guarda che 9 presidenti su 10 chiedono di arrivare in Champions League perché Certo. monetizzano rispetto a vincere una Supercoppa, quindi una bella indiretta De Laurentiis e una bella indiretta anche a Inzaghi. Sì, è anche vero che Inzaghi ha superato il gironcino ed è arrivato ai quarti in Champions League, quindi un introito importante anche per la società, quindi questo dobbiamo anche un po' pensare. Poi abbiamo un amico, Franco Bocchicchio, che è stato anche ospite, ovviamente il disegnatore della Serie A, non so se ti ricordi. Ciao a tutti, non sarebbe il momento di cambiare modulo, dare forza al centrocampo e passare a 4 in mezzo, stiamo parlando ovviamente dell'Inter, passare a 4 in mezzo, ma in certi momenti forse lo è anche. È Quindi anche cosa intende lui? Un 3-4-3 o un 4-4-2? 4-4-2 è molto bloccato dietro, 3-4-3 forse tutto sommato non è neanche tanto distante dalla realtà, 3-4-3, no? Perché in fin dei conti uno a turno tra Çalhanoğlu, mettendo Brozovic dietro, uno a turno tra Çalhanoğlu e Barella vanno a fare quasi il centrocampista, come si dice, il fantasista dietro le punte, per dire, e quindi arrivano al tiro. Solo che coi 3 attaccanti dovresti fare giocare Dzeko, Lukaku e Lautaro assieme, altrimenti avanzare qualche centrocampista, cioè sparigliare un po', fare E un un po' po' durante la partita puoi qualcosa. farlo. Mkhitaryan che ti gioca davanti, un Barella che lo fai giocare a ridosso delle 2 Certo. punte, qualcosa devi fare. Ecco, lui adesso dice 4-4-2, ma è solo un mio parere. 4-4-2 vuol dire bloccare molto la squadra, no? Quindi bloccare. È una squadra che in fin dei conti l'azzardo della difesa a 3, che poi in certi momenti è a 4 e a 5,
consente di avere un uomo in più in avanti. Bisogna vedere la qualità, alla fine è la qualità degli uomini, no? Già cambiando i 3 di centrocampo, che per esempio io adoro Brozovic, è stato un grande giocatore all'Inter, forse è arrivato il momento di concludere l'avventura, quindi potrebbe anche essere che il centrocampo, e lui si è affidato anche alla partita l'altro giorno, con Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Barella, i 3 che hanno superato il girone e che hanno garantito le partite più importanti. Sì, però ieri loro 3 sono stati sovrastati da Rabiot, da Fagioli e da Locatelli, quindi secondo me però, la Juve ha vinto a centrocampo ieri sera. Però quello che voglio dire è la qualità dei giocatori. Non dico che Brozovic non abbia qualità, ci mancherebbe, però magari rallenta il gioco. Çalhanoğlu è più diretto, più veloce ad attivare con i suoi fendenti, e quindi messo in quella posizione lì è un giocatore che velocizza. Credo che lui abbia in testa di far giocare Çalhanoğlu con il Benfica al posto di Brozovic, almeno penso. Vabbè, sì, qua sì. Franco sempre si inserisce, Mkhitaryan dietro la Lula. Certo. E poi certo. prendiamo tanti gol in contropiede, devo dire la verità che ne prendevamo, non ne prendevamo, però era uno sparacchio anche nel momento quando avevamo Conte che giocava molto per le ripartenze, e poi in realtà alla fine in 2 anni, compreso anche l'anno scorso, eravamo la seconda migliore difesa, quindi non so se era il buon lavoro di Conte oppure avevamo un occhio di riguardo. Quest'anno veramente abbiamo preso troppi gol. Sei d'accordo? Sì, no, troppi gol. Poi avevamo perso anche troppe partite, mi sembra che avessimo perso 4 partite su 8 all'inizio, per cui io mi ricordo che già ai tempi di Sassuolo al Mapei Stadium glielo dissi: quando tu perdi già 4 partite su 8-10, tu non puoi, perché ha detto ma se avessimo fatto 4 pareggi, gli ho detto ma con i 4 pareggi non vai da nessuna parte. Ai tempi vantavi 11 punti di distacco dal Napoli, andavi a 7 con 4 pareggi. Tu devi, quando perdi 4 partite, non è finito ancora il girone d'andata, sai che poi ne perdi 8-9 alla fine della, e forse se ne perdono anche di più, per cui devi andare a giocare tutte le partite per vincere, a costo anche di perdere altre 2 o 3, a costo, perché la Juve, io mi ricordo che vinse un campionato con 7-8 sconfitte, per cui sì, evitare i pareggi. È anche vero una cosa che si dice tanto, ecco, l'Inter ha 9 partite perse su 27 ed è veramente uno score disarmante da questo punto di vista, però è la squadra che ha vinto dopo il Napoli, e anche la Juventus ha vinto di più, quindi vuol dire che certo. ne ha pareggiate solo 2, quindi alla fine un po' c'è questo concetto, no? Di andare a vincere, andare a far male sempre e comunque. Che ne hai perse troppe. Come? Ne hai perse troppe, bastava perderne adesso a questa altezza almeno un paio di 6 o meno. 6, un paio di meno, avevi già 6 Vabbè, punti. questo per essere nella posizione champion, non stiamo parlando di scudetto, no, ovviamente. assolutamente. Senti, aspetta che c'è un altro amico che commento, Flavio Ciasca, Mamarotta. Eccolo, eccolo qua. Mamarotta, come mai secondo voi non è apparso ieri a fine partita, uomo di sistema per cui non si espone, oppure prendere distanze dal mister? Grazie e complimenti, la trasmissione è sempre piacevole. Grazie a te, la trasmissione è piacevole perché ci sono anche gli ospiti importanti, quindi grazie ovviamente a Carlo Bianchi che ci risponde nel merito. Marotta, e qua c'è un po' il gioco delle parti, no? Beh, non si sa i demeriti e i meriti della dirigenza o della proprietà. Per il caso Skriniar non si potrà mai sapere. Io sono convinto di una cosa: se a Skriniar fosse stato proposto questo allungamento di contratto, o se effettivamente il Paris aveva offerto 50 milioni anche nell'ultima settimana di mercato, tu impacchetti Skriniar e glielo dai, anche se non hai potuto prendere Bremer o non hai potuto prendere Dybala, però tu Skriniar, a meno che tu dici no, allora noi ci fidiamo di Skriniar, chiami il suo procuratore e dici adesso però firmate un bel contratto.
firmate un bel contratto perché se andate via di qui noi vogliamo monetizzare, come ha fatto Bremer e il suo procuratore, che si sono comportati da veri signori con il Torino, facendoli guadagnare 42 milioni di euro. Un gentile cadeau che è stato dato nei confronti di Cairo, della squadra di Cairo. Quindi questa è una cosa che dovrebbero anche pensare, però purtroppo qua cominciano ad esserci delle situazioni un po' extra, e quindi quando si spaventa l'ipotesi che forse c'è una buona entrata, non una buona uscita, una buona entrata, se firmi con noi, Paris Saint-Germain, se firmi con noi c'è una buona entrata per te. Qua stiamo scompaginando tutto. Io vedo che il Paris Saint-Germain sia un po' troppo eccessivo, e va bene che inserisce dei soldi nel sistema globale, non in una forma corretta, e quindi al sistema tutto sommato avere dei soldi non fa schifo, questo discorso, però c'è anche un minimo di etica, anche perché poi le altre squadre vengono mazzolate se commettono degli errori di questo tipo o situazioni così scorrette, no? Perché questa storia qua di dare una buona entrata al giocatore per far sì che freghi anche la squadra di appartenenza in cui devi ancora giocare una stagione, mi sembra un po', se è vero, se è vero. Ma visto che le federazioni hanno poche possibilità di intervenire in queste situazioni, lì dovrebbe essere l'UEFA che chiama le leghe, che poi le leghe delle 5, 6 o 7 nazioni più importanti d'Europa, che poi rappresentano i club ed i presidenti, dovrebbero mettersi attorno ad un tavolo e avere una linea comune di comportamento, come fa la Lega Spagnola. La Lega Spagnola ogni 6 mesi ci convoca e ci dà la situazione aggiornata di ogni squadra a livello di massa salariale. Questo può spendere, questo non può spendere, questo è andato sotto, questo è andato sopra. Però scusami Carlo, però ti fermo subito, però noi vediamo che poi vengono fuori i bubboni, li abbiamo visti e vengono fuori. Io mi ricordo, lo continuo a dire, quando facevo la trasmissione. Sì, poi è incontrollabile, se poi un presidente o una società da 18 anni paga il signor Negreira e così via. Cioè, no, ma dico anche per esempio nel 2018 io facevo una trasmissione a Lombardia TV, che era Che calcio che fa in TV, e c'era Mario Maccali, che era il presidente dell'ex presidente della Lega Pro, era proprio quella puntata, e io ho fatto vedere una tabella dove praticamente il Barcellona aveva sfondato il tetto degli 800 milioni di incasso, l'Inter era 12ª perché stava salendo con gli sponsor dei cinesi, no? E dice sono tutte indebitate, non parliamo poi del Barcellona, di quelle prime lì, perché quelle sono completamente indebitate da anni. Quindi alla fine tu puoi fare anche tutte le riunioni che vuoi, no? Con le leghe, giustamente dare anche di conto ogni volta spiegando come sta la situazione economica, ma se dopo alla fine ci sono delle situazioni... Questo lo stanno facendo da 3 anni a questa parte, okay. Pre-pandemia, okay. Pre-pandemia questa situazione. Quello che è stato proprio per questo la Lega Spagnola, infatti la Lega Spagnola come obiettivo è la Bundesliga, perché loro dicono che la Bundesliga è il campionato è autosostenibile, cioè loro spendono quello che possono, e la Premier, che una volta era il loro obiettivo per un discorso di diritti, di fatturazione e così via, si sono resi conto dagli ultimi dati che effettivamente è un qualcosa che non sta in piedi, ma mi sembra che anche la Lega inglese e il governo stiano incominciando a sta scrivendo una carta, una nuova carta, diciamo, ecco. Sì, però è anche vero una cosa, che io mi ricordo Boris Johnson quando cos'è stato 2 anni fa, quando hanno paventato l'ipotesi di quella famosa notte in cui arrivò la notizia che praticamente stavano formando la Superlega, 6 squadre inglesi avevano aderito. Nel giro di 3 giorni sono state convocate a Downing Street i 6 rappresentati, sono stati presi per l'orecchio da Boris Johnson, gli ha dato qualche soldarello e la cosa è stata annullata, no? Allora, certe volte esistono delle situazioni veramente contraddittorie, no? Perché comunque uno Stato che consente di risanare ovviamente una certa situazione economica, perché queste squadre vogliono andare da un'altra parte e guadagnare più soldi, e facendo implodere il campionato più remunerato, come quello appunto della Premier, e poi dall'altra parte in Italia invece non ci sono
ovviamente tanti soldi, perché ogni tanto viene stanziato qualcosa, ma è poco dal punto di vista proprio statale. E qua vedo una scarpa, una ciabatta, vedo situazioni sempre completamente differenti, ognuno si salvi chi può. Fulvio, ma spiegami perché il fondo CVC che è venuto prima in Italia è stato rifiutato dai dirigenti italiani, dai presidenti, è andato in Spagna, e in Spagna con il fondo CVC il Real Madrid si sta facendo tutta la Ciudad Deportiva vicino allo stadio, al Civitas Metropolitano, il Valencia finalmente si sta, dopo 10 anni di stop dei lavori, si sta rifacendo lo stadio e così via, perché il fondo CVC non è stato accettato dai presidenti italiani, che apportava una buona quantità di soldi. Beh, evidentemente ognuno spera singolarmente di poter fare il salto. Qui in Italia c'è sempre quello più furbo degli altri. Quello purtroppo è così. E Cairo lo sa, perché lui dice: cosa vuoi che ti dica? Io sono d'accordo con quello che fa la Lega Spagnola e così via, però io valgo il 5%. Se poi arriva il Benevento o qualsiasi altra squadra che è un po' il discorso del Qatar e della FIFA e di tutto quanto. Cosa dire del mondiale a 48 squadre in Canada, Messico e negli Stati Uniti, o del campionato del mondo di club a 32? Verrebbe quasi voglia di non partecipare per la terza volta. Sì, infatti, ma è una battuta, se ci impegniamo forse ce la facciamo. Vabbè, allora a questo punto qua parliamo anche della nazionale, visto che c'è il blocco della nazionale per la nazionale del campionato di calcio. Andiamo a vedere un attimo, questa è un po' una formazione, forse quella che ha vinto nel 2021 il campionato europeo. Qua c'è caro Gianluca Vialli in quella posizione lì a fianco a Mancini, lo staff. Che pensiero ti sei fatto di questa nazionale che non si qualifica per dei rigori, ma comunque quando è partito Mancini ha eliminato i vecchi, ha messo subito dei giovani, ha fatto delle scelte ben precise, siamo arrivati a vincere il nostro girone di Nation League, abbiamo vinto un europeo inusitatamente, però comunque dimostrando di dare comunque un buon calcio, poi fortunati, mica fortunati, e poi dopo alla fine ricominciare di nuovo, magari appunto saltando il campionato del mondo per quel maledettissimo rigore di Jorginho, però comunque stando ai vertici nella Nation League. Quindi insomma è una squadra un po' in agrodolce, ecco, però qualcosa sembra che stia migliorando. È dura. Mancini ce la dura. Beh, a parte poi le defezioni ultime di Bastoni e di Di Marco di ieri sera, sì. Di Chiesa nella stessa partita, per cui soprattutto in avanti è molto, molto difficile. Addirittura ha pescato giocatori anche dall'estero, Sì. ha pescato Scamacca, l'argentino del Tigre, Scamacca, che non gioca nel West Ham, che non è mai titolare. Immobile, Di Bellotti si sono perse le tracce, Immobile è infortunato, per cui non è molto facile anche per Mancini. Nello specifico sì, nello specifico, ma anche non solo nello specifico, perché ne parlo spesso qui a Che Calcio Che Fa, abbiamo anche un po' perso, tu che come me hai un po' di anni di esperienza da questo punto di vista, noi abbiamo visto che la nazionale, il calcio italiano ha avuto il momento dei grandi portieri, dei grandi difensori, degli ottimi centrocampisti, dei numeri 10, degli attaccanti pazzeschi. Come mai questo depauperamento di quello che è il nostro quasi bagaglio tecnico, perché noi sappiamo far calcio? Ma guardate gli attaccanti delle prime 6 o 7 squadre di Serie A. Se togli il Sassuolo con Berardi, togli Scamacca, togli Raspadore, che fra l'altro è infortunato nel Napoli, togli Immobile, non so, la Roma... Sono tutti stranieri. Sono tutti stranieri. Guarda un po' la situazione. Abbiamo 9 gol di Immobile al 7° posto, poi abbiamo Zaccagni che ha segnato, e poi andiamo. Guarda, il Milan chi ha, la Lazio chi ha, la Roma chi ha là davanti, l'Atalanta chi ha là davanti, la Fiorentina chi ha là davanti, sono tutti stranieri quelli che sono davanti. Qualcosa ci si salva con i centrocampisti e forse con qualche difensore, ma il vero problema sono gli attaccanti.
sono gli attaccanti, vabbè, quindi Sì. a livello di crescita è sempre questo il problema, no? Quindi di non riuscire in qualche modo a creare quasi un po' la scuola, no? Quello che voglio dire, no? Una volta io mi ricordo che anche quando ero bambino c'erano i famosi NAG, no? Sì. Cos'erano? Il nucleo addestramento gioco calcio, dove praticamente il bambino cresceva. Adesso anche in quella situazione a livello giovanile, ma proprio i primi passi, è diventato tutto un discorso di recuperare dei soldi, quindi c'è una questione che purtroppo non è più di crescita ed è solo di natura remunerativa. Lo Stato lì forse dovrebbe un po' intervenire. Ma questo succede anche al Real Madrid, perché io parlando con Alvaro Benito, che adesso non fa più l'allenatore delle giovanili, ma fa il commentatore televisivo, mi diceva che quando rientrava in campo e chiedeva ai ragazzi, ma ragazzi, ma voi quante ore giocate a pallone? E loro si guardavano e dicevano, ma no, noi a pallone giochiamo quando veniamo qui a Valdebebas. E lui dice, ma come? Ma io giocavo a pallone dalla mattina alla In sera. Non strada, dico dalla mattina, perché andavo a però scuola, però il pomeriggio, dopo prima, anzi magari qualche volta saltavo i compiti e giocavo a pallone. E loro si guardavano e dicevano, ma noi giochiamo quando siamo qui a Valdebebas, per cui quell'oretta e mezza che poi andando anche a vedere il nuovo centro a Via Viziosa de Odón della Liga, ci sono tutti questi ragazzi che arrivano sono 36 ragazzi che arrivano da 21 nazioni differenti, ma che non so quanto paghino per una stagione direttamente a fare più che calcio, gli insegnano anche allo studio e tutto quanto, sì. Per cui è un'attività formativa più che farli diventare campioni, però non so i genitori quanto spendano. Perché se per una settimana d'estate mi sembra che spendano 1.500 euro, non oso pensare da un settembre a un mese di maggio quanto possano spendere questi facoltosi ragazzi che arrivano dall'Honduras, dal Messico, dalla Guadalupe. Li fanno divertire, poi hanno uno stage presso il Real Madrid. E pensano di diventare tutti Cristiano Ronaldo. È un po' tristanzuola questa situazione, no? Quindi, però ecco, per esempio certe volte mi domando, no? Nel campionato del mondo, l'ultimo campionato del mondo, la Croazia è arrivata terza, mi sembra, mentre invece quello precedente arrivò in finale con la Francia, seconda. Lo Stato croato credo che abbia 5 milioni di abitanti. Com'è possibile che quindi allora il movimento calcistico sembra quasi migliore? Perché non ne parlano. La Croazia ha centrato 2 grandissimi risultati. Ma è l'Uruguay, anche se non ha grosse vittorie. Vince. Ma l'Uruguay i giocatori che sforna? Certo. Vabbè, evidentemente è un po' l'uno e un po' l'altro, ci vorrebbe veramente tanta programmazione. Senti, parlando di programmazione, arriviamo alla fine della puntata e ti faccio vedere, come succede sempre, che calcio che fa il prossimo turno, che è il giornata 28, mancano 11 partite, quindi 33 punti, e quindi 33 punti vuol dire che tra un po', scusa, voglio andare a vedere, quindi diciamo si danno indietro i punti alla Juventus, sono 15 punti, insomma praticamente tra 5 partite, se vince tra 5 partite rimane questo margine, su 11 che rimangono il Napoli vince matematicamente a 6 giornate dalla fine. Se le vince tutte potrebbe andare a 104. A 6, sì, infatti, ma poi comunque a 6 giornate dalla fine potrebbe già laurearsi campione d'Italia. Va bene, andiamo a vedere un attimo le prossime partite. Abbiamo Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina, questo è il 1° di aprile, attenzione che può essere uno scherzo delle 18, poi abbiamo Juventus-Verona, Bologna-Udinese, Monza-Lazio, Spezia-Salernitana, Roma-Sampdoria, Napoli-Milan, Empoli-Lecce e Sassuolo Torino. Allora, di tutte queste devo dire la verità, questo da mio, così guardandole un attimo, pericolosissima ovviamente perché siamo a livello alto, Napoli e Milan, per il Milan ovviamente, l'Inter che incontra la Fiorentina che è in fase di crescita veramente esponenziale, e poi c'è uno scontro pazzesco che sarebbe quello tra lo Spezia e la Salernitana. Perché ricordiamo l'anno scorso una delle partite oltre Bologna nelle quali, diciamo fra virgolette, si perse il campionato fu la partita in casa con la Fiorentina, che si pareggiò per 1-1 a San Siro,
per cui la Fiorentina mi sembra sia reduce da 4 vittorie consecutive e poi sta giocando molto ma molto bene in Conference. Non ti sento più, Fulvio. No, me l'ero tolto un attimo. Eccoci qua, sì. No, quello che voglio dire è che arrivato a un certo punto sta risalendo anche un po' la china, no? Sta ritornato, ha avuto un momento veramente difficile e adesso sta recuperando un po', sì. Poi giustamente come dici tu in Conference sta andando molto, molto bene, ha preso un po' troppi gol come anche l'Inter e ne segna pochi nonostante il ruotare dei vari attaccanti. Sì. Volevo dire invece la partita che è molto particolare, quella di Spezia e Salernitana, perché se andiamo a vedere Spezia e Salernitana sono le due squadre che o fanno un pareggio salomonico, in qualche modo si spostano di un punto in avanti, perché poi andiamo a vedere le altre partite. Beh, però se anche lo Spezia vincesse arriva a 27, il Verona la vedo dura che faccia punti a Torino, per cui poi ci sarebbe il divario di 8 punti e mancano 10 giornate. Bah. Ecco, la Roma incontra la Sampdoria ha dato un segno un po' di vitalità, però penso che sia un po' difficile andare a far punti a Roma, no? Sì, è messa male, la Sampdoria e Cremonese sono messe male. Ecco, allora, sì. Bene. Vabbè, insomma, quale partita, al di là di quella presumo dell'Inter, vorresti andare a vedere, al di là di Inter-Fiorentina? Beh, Napoli-Milan e Sassuolo-Torino, perché poi io lo seguo sempre il Torino di Juric, a me piace sempre, anche se ne ha prese 4 col Napoli, però a me piace molto Juric, io lo vedrei sulla panchina dell'Inter, perché l'Inter ha bisogno di allenatori di questo tipo. Forse fa parte un po' del DNA, no? Allenatori di sostanza, sì. Anche poi ha fatto molto bene anche col Verona, no? Quindi sì. Benino anche col Genoa e poi col Verona. Sì. Potrebbe essere un'idea. Sì, però sai, dopo alla fine gli interisti dicono ma non ha il physique du rôle. Ecco, qui si mette in tuta, non si mette in cravatta, sbotta alcune volte. È basato a me su piacciono quelli che sbottano. Quelli che sbottano mi piacciono. È basato sul niente. Aspetta, ecco, qui abbiamo Nestore Del Boggio che si collega adesso. Ciao Nestore, grazie. Comunque siamo in chiusura della trasmissione, puoi comunque rivederla sui canali ovviamente di Facebook collegati. Va bene, allora questa è aspetta che devo andare un attimo a chiudere questo, sì. Togliamo questa immagine. Carlo, grazie per aver partecipato, ci possiamo anche vedere magari più verso la fine del campionato, magari per fare una chiusura un po' della stagione, sperando anche che non solo l'Inter ma anche le squadre italiane riescano ad andare avanti, a regalare in qualche modo un bellissimo sogno. Beh, io andrò a Lisbona, poi verrò a Milano per Inter Monza, perché poi ci sarà la partita di ritorno con il Benfica, per cui niente. Vediamo cosa ci riserva, poi c'è anche il Real Madrid con il Real Valladolid e poi il ritorno col Chelsea, per cui aprile completo, marzo-aprile completo. Insomma, hai già tutta una bella programmazione, un bel tour. Un bel tour de force. Vabbè, chiudo con una battuta di Nestore Del Boggio, un amico. Avete parlato della rapina a mano armata, lasciamo perdere, blocchiamo qua subito la polemica e quindi va bene. Un mio amico ha detto che più che rapina a mano armata è ricettazione. Vabbè, questo diciamo sempre più leggeri. Sì, sono sempre più leggeri. Vabbè, almeno un po' di divertimento prendiamo la certo, ma ci mancherebbe. Carlo, tanti auguri per la tua attività. Buon aprile allora a questo punto. Grazie. Buon aprile. A te Fulvio, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. A voi. Vabbè, ecco, è divertente, abbiamo avuto un modo, diciamo, in qualche modo di vedere un punto di vista, appunto, come dicevo all'inizio della trasmissione, decentrato, che è quello appunto di un addetto ai lavori direttamente dalla Spagna, quindi con una percezione un po' differente, però alla fine, come vedete, le polemiche girano dappertutto e quindi se uno ha comunque un'appartenenza a una squadra, alla fine vengono fuori. Speriamo insomma che adesso la pausa della nazionale in qualche modo riesca a conferire un po' di tranquillità alla nazionale, ma anche alle squadre italiane, che avranno la possibilità di far rientrare gli infortunati e ricaricare un po' le pile, al di là di quelle che andranno nelle rispettive
sportive e nazionali. Noi ci vediamo quindi comunque in ogni caso lunedì prossimo, e quindi andiamo avanti con questa bellissima cavalcata. Grazie per aver partecipato ovviamente a Che Calcio Che Fa. Buona serata.